Per la prima volta in provincia di Agrigento si è tenuto un corso teorico-pratico di ecografia endocrino-metabolica dal titolo «L'ecografia strumento indispensabile per la diagnosi». Ad organizzarlo all'Hotel della Valle sono stati gli endocrinologi agrigentini Leonardo Russo e Filippo Montalto, specialisti ambulatoriali dell'ASP di Agrigento e responsabili scientifici dell'evento. Al corso hanno partecipato i massimi esperti della materia, spicca in particolare la presenza della professoressa Carla Giordano, ordinario di endocrinologia al Policlinico Universitario di Palermo. La provincia di Agrigento attualmente occupa il quinto posto in Sicilia per l'incidenza di tumore alla tiroide. Sicuramente un'importanza non indifferente, visto il fatto che comunque parliamo di patologie estremamente diffuse sul territorio, la patologia endocrina in generale, nello specifico le malattie della tiroide, le malattie andrologiche e le malattie correlate alle problematiche vasali verranno analizzate e valutate prima di tutto dal punto di vista ecografico e verranno valutate con la presenza di esperti nel campo che potranno sicuramente dare manforte e dare delle indicazioni importanti per la comunità medica. Una fotografia del nostro territorio? La fotografia sicuramente è una fotografia importante, visto il fatto che le patologie nodulari della tiroide e le patologie autoimmuni sono realmente molto diffuse, sono presenti in maniera concreta ed evidente nel nostro territorio e ahimè talvolta anche la patologia nodulare di tipo maligno. Anche le altre patologie, in primis il diabete, sono chiaramente estremamente diffuse nel nostro territorio, per cui è necessario valutare sempre con attenzione lo stato di salute dei nostri pazienti e integrarlo al 360 gradi. Le nostre strutture come sono? Qual è il grado di evoluzione delle nostre strutture relativamente anche al rapporto con le altre? Ma indubbiamente le nostre strutture hanno fatto passi avanti per quanto riguarda la capacità di valutazione e di diagnosi delle patologie endocrine, sicuramente va fatto ancora molto perché le patologie sono in esponenziale incremento, per cui è necessario una risposta ancora più forte, ancora più concreta nell'ambito sia della valutazione clinica ma anche nell'ambito della valutazione strumentale e diagnostica anche di tipo invasivo. È in continuamento perché sicuramente c'è una stretta relazione con le tecniche innovative per anche la facilità con cui queste tecniche vengono oggi messe in movimento, e mi riferisco all'ecografia, quindi grazie all'ecografia abbiamo anche una possibilità chiaramente di fare una diagnosi molto precoce e anche di riconoscere in quelle forme di patologia tiroidea che non sono tumorali, riconoscere il rischio di diventare tali, e quindi questo è un grande momento innovativo. Ecco, oggi è il primo corso questo che si tiene ad Agrigento in merito alla materia? Sì, questo è uno dei primi corsi, sicuramente se ne faranno tanti altri, già se ne sono fatti in ambito delle società scientifiche che si interessano dell'endocrinologia, sono molte le società scientifiche che curano questi argomenti. E evidentemente è molto utile perché più si diffonde la conoscenza, migliore sarà la possibilità di buone cure per i nostri pazienti. È un incontro molto importante perché vede la presenza di figure specialistiche diverse e quindi è un momento in cui specialisti in endocrinologia piuttosto che in radiologia esprimeranno un po' il loro punto di vista su patologie, in particolar modo della tiroide e delle gonadi. Io in particolar modo, che mi sono sempre occupato di andrologia, vi posso dire che le patologie andrologiche sono in grande crescita e quindi un corretto approccio diagnostico è fondamentale per avere delle risposte che possono poi indirizzare nel percorso diagnostico e terapeutico dei nostri pazienti, che vanno dall'età pediatrica all'età adulta, e quindi avere un punto di vista diverso rispetto a quello che può essere lo specialista endocrinologo, rispetto a quello che può essere il radiologo, porta a un'integrazione di informazioni che sicuramente dà soltanto beneficio al paziente. Ecco, il diabete, lei parlava di diabete, qual è la situazione attualmente della malattia? Una malattia che è spesso killer e porta a drastici malesseri verso chi la soffre. Il diabete è una patologia assolutamente molto diffusa, ma che si può oggi trattare sempre meglio con farmaci innovativi che agiscono con meccanismi di azione diversi, quindi oggi abbiamo la possibilità di fenotipizzare la terapia, cioè di vestire la terapia addosso al paziente in base a quelle che sono le sue condizioni cardiovascolari, che sono poi quelle che la condizione che dobbiamo essenzialmente andare a proteggere nel nostro paziente.
perché ricordiamoci che il diabete è una malattia essenzialmente cardiovascolare, e quindi oggi abbiamo farmaci che non soltanto ci riducono i valori della glicemia, ma che ci danno anche una protezione a livello renale piuttosto che cardiologica.